Cari telespettatori, ben ritrovati anche quest'oggi insieme con noi, con le nostre ospiti. L'argomento è molto importante, ne parliamo spesso, ma voi spesso fate anche richiesta di affrontare queste tematiche, ovvero i centri servizi, per semplicizzare le case di riposo per anziani, la lunga e dibattuta questione della riforma di un sistema sociosanitario nella regione del Veneto, naturalmente, che tarda a venire, vediamo un po' il punto della situazione, e le rette che sono aumentate, ma è veramente così? Come, in che termini, a fronte di che cosa, in quali territori di più, in quali di meno? Cosa sta facendo? Perché sta facendo costantemente qualche cosa il sindacato dei pensionati. Noi abbiamo qui come sempre protagonista CGIL con la giornata dedicata, e ben arrivata Nicoletta Biancardi, non abbiamo l'opportunità e l'onore di averla sempre qui con noi, grazie segretaria. Abbiamo il piacere però di avere con noi anche Tina Cupani, segretaria generale FNP CIS del Veneto, ben arrivata, ben ritrovata. Grazie. E anche Deborah Rocco, segretaria generale WILP Veneto. Grazie anche a lei. Grazie mille. È importantissimo che siano presenti i sindacati a livello unitario. Questa è una questione che è trasversale e quindi c'è omogeneità di intenti, è vero segretaria? Assolutamente. Ed è importante. Assolutamente sì. Intanto buongiorno a lei e buongiorno a tutte le persone che ci seguono da casa. Ecco, devo dire che essere anche qui insieme con le amiche e le colleghe di FNP e di WILP secondo me è un grande valore, e parlare anche in questo caso di rette, caro rette, insomma, del monitoraggio che noi abbiamo fatto, secondo noi e secondo me serve anche spiegare alle persone, fare una piccola premessa rispetto anche al lavoro che noi stiamo facendo da tempo insieme, unitariamente, diciamo, nel territorio. Abbiamo prodotto un documento molto importante, questo a marzo del 2022, insomma, va ricordato, molto corposo, molto articolato, su come migliorare, diciamo, i servizi e le prestazioni per pensionati e pensionate, persone non autosufficienti, rispetto, diciamo, alle case di riposo. E questo è nato proprio perché il nostro gruppo di lavoro ha fatto una lettura molto attenta del territorio e di tutte le problematiche, anche nel periodo della pandemia che, come ben sappiamo, ha fatto scoppiare, per così dire, ha fatto emergere tante problematiche legate anche alla non autosufficienza, ma la lettura non solo del territorio, anche della demografia, perché noi dobbiamo, ecco, saper leggere anche quella nel nostro territorio, e anche lo svuotamento continuo, diciamo, dei servizi territoriali anche rispetto alla non autosufficienza. L'anno scorso abbiamo aggiornato, diciamo, unitariamente questo documento, soprattutto nella parte della residenzialità e quindi case di riposo, e da lì abbiamo, per così dire, fatto emergere, ecco, perché siamo arrivati a fare anche quest'anno, diciamo, il monitoraggio sul caro rette, perché abbiamo raccolto quel grido d'allarme che proveniva, diciamo, dal territorio, dai nostri territori, e abbiamo voluto metterci le mani, il naso, insomma, e in maniera molto certosina, grazie appunto al nostro gruppo di lavoro unitario, stilare anche una tabella precisa rispetto all'andamento, diciamo, delle rette, del caro rette, facendo una panoramica dal 2023 e tra dicembre 2024, gennaio e febbraio abbiamo recuperato, diciamo, le rette e poi facendo le medie anche del 2024 e del 2025. Ecco, vediamo la slide, questa qua dell'indagine, proprio la consultazione dei siti web che avete fatto e anche contatti diretti con i centri servizio. Ce la spieghi un attimo, sì, questa differenza, allora, che stava dicendo? I nostri diciamo, colleghi che hanno condotto, insomma, diciamo, il monitoraggio e la ricerca, hanno consultato tutti i siti web dei centri di servizio, diciamo, delle case di riposo presenti in Veneto, oppure hanno anche telefonato quando nei siti web non si trovavano, diciamo, le informazioni. E questa è una delle prime difficoltà che loro hanno riscontrato, il fatto che non si riesca in maniera veloce e anche con trasparenza ad avere tutti i dati, che sono sicuramente il costo delle rette, ma anche altri tipi di servizi. Vediamo che nel 2025
sono riusciti a recuperare 260 strutture, quindi tutti i dati, su 293, una percentuale che arriva vicino all'89%, quindi una buona, sicuramente un buono spaccato, una buona fotografia. Gli anni precedenti leggermente meno, ecco. Anche questo appunto è da evidenziare, al di là di avere dei dati vicini adesso diciamo alla totalità dei centri di servizio, il fatto che bisognerà anche su questo lavorare, perché le persone, i familiari che magari si vogliono informare, semplicemente consultando un sito web della casa di riposo, del centro di servizio, non è detto che trovi tutte le risposte alle informazioni insomma, di cui ha bisogno. Poi c'è un'altra cosa che è sempre di una variabile che è molto interessante, per farla capire ai nostri telespettatori, è che non tutti i tipi di residenzialità sono uguali a se stessi, perché c'è chi per lo più le stanze dovrebbero essere a due posti, un posto, ci sono anche quelle ancora più posti. Giustamente le rette variano a seconda di alcuni elementi, ad esempio il tipo di camera, perché può essere una camera singola con il bagno piuttosto che una camera con più letti, e quindi anche qui giustamente cambia il tipo di retta, ma anche i servizi che può offrire un centro di servizio, ad esempio il servizio della lavanderia. Addirittura alcuni centri servizio utilizzano degli altri criteri, ad esempio la residenza, e quindi io magari posso entrare se sono residente, cioè ho la priorità se sono residente in quel comune, piuttosto che avere un tipo di agevolazione. Oppure anche dei criteri che riguardano la gravità della persona, quindi il suo stato anche di salute. Naturalmente deve essere certificato in questo caso da una scheda SVAMA, che è una scheda di valutazione multidimensionale, quindi assolutamente certificata, oppure anche dal calcolo ISEE e quindi dalla situazione patrimoniale e economica diciamo della persona. Quindi la variabilità delle rette subisce diciamo, sicuramente questo tipo di influenze. Allora chiedo adesso a segretaria lei, Aftina Cupani, perché stiamo sempre nell'analisi dell'indagine. Le rette medie giornaliere variano anche per provincia, quindi abbiamo visto con la segretaria queste variabili che avete riscontrato, ma anche nei territori provinciali voi avete notato delle differenze, quindi non in tutti i territori sono uguali. Qui abbiamo anche lo spaccato di Belluno, Padova, Rovigo, cioè risulterebbe che Belluno, a parte con impegnativo o senza impegnativa, è la più bassa in assoluto, mentre per esempio Padova e Venezia hanno una retta molto alta, 84 senza impegnativa euro al giorno nel 2025 Belluno, a fronte di 95,56 se non sbaglio di Padova sempre nel 2025. Vabbè, la media del Veneto è 91,3 euro al giorno. Che cosa ne dice di questa cosa qui? Allora, è immaginabile comunque, per carità, che sia immaginabile o no? No, è immaginabile, anche perché credo che nel nostro impegno futuro ci sia, partendo da questi dati che dopo volevo precisare, avranno dopo successivamente, sempre attraverso il nostro staff e i nostri gruppi di lavoro, una loro trasposizione, elaborazione e approfondimento a livello territoriale. Quindi poi noi ripeteremo a livello di ogni singola provincia questi incontri in cui ci sarà la fotografia proprio di ogni realtà, e quindi in un contesto più piccolo ci sarà anche la possibilità di entrare più nell'analisi dei dati, capire, perché la prossimità dà la possibilità anche di avere un confronto più diretto ed avere anche un ritorno da parte dei colleghi che sono presenti, che saranno presenti ai nostri incontri e che potrebbero anche darci quelle risposte che dovrebbero essere a noi, servire a noi anche per avere poi nei confronti della Regione la richiesta di incontri, perché dopo la nostra finalità è stata un po' quella, no? Ogni volta che si esce sui giornali, sulle rette, valori che la Regione smentisce o la Regione attraverso l'assessorato ci racconta non essere quelli che lei di cui lei è in possesso. D'altra parte abbiamo una Regione che, e quando intendo Regione intendo assessorato al sociosanitario,
che non ci dà come l'impressione che non abbia contezza di come si muovono le case di riposo. Useremo questo termine anche improprio, ce ne scusino, ma sono quelle che è il termine che più capiscono No, così capiamo nostri, tutti quanti, esatto. E allora noi serve anche per dire alla Regione, ma noi abbiamo questa fotografia che non è di un dato impattante, però di un dato in continuo aumento e di una diversità fra territorio e territorio. Quindi chiediamo alla Regione, siccome comunque alle RSA vengono erogate risorse pubbliche attraverso anche le impegnative, perché ricordiamo che le impegnative di residenzialità sono risorse che vengono prese dal bilancio della Regione, quindi pubbliche, che vengono erogate. Noi alla Regione da anni chiediamo un osservatorio, un monitoraggio continuo, una vigilanza e quindi già far emergere che ci sono diversità fra territorio e territorio. Chiedere alla Regione che si ponga la domanda ma perché in un territorio le rette stanno aumentando di più, in altri aumentando di meno, dare informazioni alle famiglie anche più di dettaglio rispetto, lo diceva prima Nicoletta, alla modalità di approccio anche quando ne hai bisogno per pretendere e avere trasparenza. Noi diciamo sempre che quando un familiare porta un proprio familiare all'interno di una RSA, firma un contratto, una carta di servizi rispetto ad un ritorno che deve essere dato anche a livello di servizi. Quindi questi incontri nel territorio serviranno anche a dare indicazioni da questo punto di vista, cioè come ti devi comportare. Certo che qua noi partiremo da questo dato, da questa diversità, per chiedere alla Regione vigilanza, per chiedere alla Regione trasparenza e per chiedere nuovamente l'osservatorio. Assolutamente sì. Telespettatore che ci ringrazia per trattare queste tematiche. Poi tra l'altro noi salutiamo tutti i nostri telespettatori che ci seguono, lo sappiamo dalle case di riposo, ci sono anche loro, quindi li salutiamo con piacere. Quindi i sindacati si occupano di voi e seguono le vostre vicende correlate a quelle delle vostre famiglie, perché poi molti sono anche aiutati necessariamente dalle famiglie. Chiedo anche a lei, segretaria, ci sono delle considerazioni su queste benedette rette? Ha fatto ben capire l'importanza, cioè il fine ultimo è quello, un'interazione con la Regione, quindi anche con finanziamenti, però ci sono strutture private, strutture invece pubbliche, servizi diversi e che cosa ne emerge? Allora, ne emergono di dati che immagino le famiglie da casa possano pensare non ce la faremo mai, nel senso che abbiamo una differenza tra una retta su una casa di cura privata, di una casa di riposo privata ad una pubblica, che è difficile pensare possa essere sostenibile. Questo è il tema, no? E allora se in una casa pubblica noi abbiamo visto che dei dati abbiamo una retta di circa 1.870 euro, su una casa privata attorno ai 2006-2009, allora io credo che tutti noi siamo consapevoli del fatto che questo sia un importo poco sostenibile dalle famiglie oggi. Se guardiamo le medie delle pensioni poi e facciamo un calcolo anche matematico di quanto dovremmo integrare rispetto alle rette, facciamo fatica a pensare che questo non sia un tema. Un pensionato da solo, questa è la questione, perché a parte chiedere ai figli che magari già arrivano tirati a fine mese perché le nostre buste paga, sono lo diciamo sempre, sono terrificanti, e quindi, però un pensionato allo stato attuale, senza guardare in là, perché in Italia si guarda l'oggi e non i pensionati del domani di cui parliamo sempre, sarà da piangere. Mettiamo che riesca ad arrivare a 1.500, comunque per una struttura pubblica è 1.859 la retta, con impegnativa, senza impegnativa 2.685. Allora ci vuole l'integrazione della famiglia o delle famiglie, che non si sa come fanno ad arrivare perché non tutte ce la fanno. O, come dicevo, un pensionato solo, come fa? Un pensionato deve solo vendere tutto quello che ha, fare un mutuo. Sì, ma queste poi gli ultimi studi e le ultime ricerche parlano anche di una crescita esponenziale delle vendite delle nude proprietà. Sì, no? sì, infatti. Allora tu hai il pensionato, l'anziano non autosufficiente che deve per forza andare in una casa di riposo, e quindi la vendita della nuda proprietà. Una volta avere la casa di
proprietà significava poter lasciare ai figli qualcosa anche per loro, oggi diventa lo strumento, quello che ti consentirà di pensare a quando non sarai non autosufficiente. E allora l'aspettativa di vita che si allunga, l'invecchiamento della popolazione, dobbiamo tener conto che comunque gli ultimi anni della nostra vita avremo bisogno di qualcosa. Lei dice noi siamo abituati a ragionare sull'oggi, io penso che in questo momento non possiamo più fare questo tipo di ragionamento, non bisognerebbe. Non dobbiamo pensare a questo, io vorrei pensare che oggi sono in grado di lavorare, noi siamo in grado di lavorare insieme perché abbiamo questa responsabilità di rappresentare questa parte di popolazione, perché un domani io possa dire sì, sono in uno stato di non autosufficienza, però ho queste offerte nel territorio, posso fare questo, ecco, questo è quello che bisognerebbe raggiungere. Assolutamente. Ecco, a onor del vero, e questo risulta dall'indagine, 160 centri servizio su 260 avrebbero aumentato le rette, 7 centri servizi su 260 avrebbero diminuite. Vero, segretaria, che cosa dice? Beh, insomma, bisognerebbe anche magari approfondire come hanno fatto questi, esatto, che sarebbe anche interessante poi andare nel particolare, però insomma adesso al di là di queste battute sì. Non era proprio per fare un'analisi, sì, no, visto che avete i dati. Cioè, la stragrande maggioranza hanno aumentato le rette, i costi. Dall'altra parte vediamo anche che c'è molta diseguaglianza territoriale, perché se prima guardavamo anche le tabelle, no? Certo. Da lì si vede che ci sono delle differenze tra province e province anche abbastanza sensibili, tant'è che a volte chi è vicino al confine tra una provincia e l'altra, magari i familiari, guardano anche rispetto a dove poter cercare magari una casa di riposo che abbia dei servizi naturalmente consoni, ma si guarda anche quello. Assolutamente, insomma. però voi avete fatto un'indagine ancora anni addietro, mi ricordo, lei non era ancora segretaria, che andava ad analizzare per territorio la struttura delle case di riposo, cioè entravate nelle case di riposo e guardavate un po' qual era la situazione, ed emergeva che effettivamente è vero che magari nel Polesine costavano di meno, ma c'era un deficit. Certo. Quindi anche di servizi, brava, piuttosto che... Certo, purtroppo c'è questo che bisogna tener conto. Ma non sempre magari i familiari purtroppo ne sono consci, oppure anche in base alle risorse che possono avere si accontentano. Però dopo... Ecco perché servirebbe obbligatoriamente capire anche in trasparenza la carta dei servizi che ogni centro di servizio o casa di riposo appunto può avere. Le do la parola dopo la pubblicità a lei, segretaria, carta di servizi che ha accennato, perché effettivamente, siccome facciamo anche informazione e cultura, tante volte ci scrivono i nostri telespettatori e dicono ci dite delle cose che non sappiamo. E questa potrebbe essere una di quelle cose che magari non tutti sono a conoscenza. Restate con noi, pochi secondi pubblicità. Eccolo qua, siamo ritornati in onda. Brava segretaria, ha tirato fuori due cose. Carta dei servizi, che cos'è? Un secondo che leggo il messaggio. Mi turba sapere che nel futuro per una casa di riposo debba pesare sulle finanze dei miei figli dopo 40 anni di insegnante. Non riuscire a mantenermi è sconfortante. C'ha ragione. E poi c'è il comitato dei parenti, giusto? Sì, c'è il comitato dei familiari degli ospiti, quindi è un organismo che secondo una delibera della Regione è obbligatorio all'interno di ogni struttura. Ufficiale quindi? Sì, no, deve essere comunque previsto secondo regole e modalità che poi di struttura in struttura sono definite. E ci siete dentro anche voi sindacati? È importante per i familiari essere presenti, vigilare, chiedere comunque trasparenza. A volte a noi risulta c'è un po' di timore da parte dei familiari ad essere particolarmente incisivi, ad alzare la voce, perché hanno paura di una ritorsione nei confronti del proprio caro. Però noi crediamo che ci auguriamo che questo non succeda, invece bisogna
rafforzare la presenza, esserci là dove si formano i comitati ed essere portatori un po' delle criticità che poi vanno a beneficio di tutti gli ospiti della struttura, quindi esserci. Noi addirittura come sindacati pensionati abbiamo chiesto di essere anche noi come sindacati dei pensionati, in quanto a tutela dei nostri iscritti che sono per la maggior parte anziani, e noi rappresentiamo anche le fragilità, quindi anche chi è in una situazione di non autosufficienza. Noi stiamo chiedendo di essere anche noi obbligatoriamente previsti all'interno dei comitati dei familiari degli ospiti, perché questo come figura terza ci permetterebbe forse di essere meno timorosi e quindi anche di poter vigilare. Da questo punto di vista non abbiamo ricevuto risposte da parte della Regione. Ricordiamo che ci sono regioni che invece hanno, la Regione Lazio, quindi una regione importante, prevede che all'interno dei comitati dei familiari, degli ospiti, ci siano anche i sindacati, quindi figure che rappresentano e tutelano tutti. Altre realtà come l'Emilia Romagna, per esempio, tutta la gestione delle RSA ha un tavolo unico regionale con controllo da parte della Regione, con la presenza dei sindacati che in questa maniera diventano elemento di garanzia. Quindi entrare nel comitato degli ospiti o avere il contatto con il proprio rappresentante nel comitato. Importante. Non è così. E soprattutto la carta dei servizi. Quando io faccio colloquio per far ospitare il familiare, firmo un contratto in cui io mi impegno a pagare una retta, però in cambio di determinati servizi. E sono scritti in questa carta dei servizi? Sono scritti, quindi verificarli, se c'è scritto la lavanderia, se c'è scritto il parrucchiere, se c'è scritto che tipo di supporto viene continuamente dato. Questo lo colleghiamo, e velocemente chiudo, anche la questione degli standard qualitativi, perché noi chiediamo anche la modifica di quella delibera della Regione che ha abbassato gli standard qualitativi all'interno delle case di riposo, e non quindi va quella bene. È stata una cosa che non è assolutamente andata bene. E infatti qui ci allacciamo con lei segretaria. Voi avete fatto, a fronte di questa indagine che è importantissima, noi abbiamo fatto un sunto del sunto perché il tempo non ci sarebbe, tanti aspetti da analizzare, magari lo faremo in un'altra circostanza per la prima serata. Le proposte che voi fate, quindi come sindacato a livello unitario, ribadisco, certo. Quali sono? Allora, un paio le ricordava adesso Tina nella parte, diciamo, del coinvolgimento dei sindacati. Però è già una cosa importante. Esatto, ma giustamente ne ha parlato, vediamo se riusciamo poi a riprenderle. Rispetto alle impegnative e alle rette, sicuramente aumentare le impegnative di residenzialità per gli anziani non autosufficienti, per andare a coprire, diciamo, tutta la platea che oggi rappresenta, diciamo, chi ha le impegnative di residenzialità è circa l'87%, quindi rimane fuori circa il 30% diciamo, della popolazione ospitata nelle case di riposo. Individuare anche più tipi di impegnative a seconda della gravità dell'ospite, no? E tra l'altro rispetto a questo noi riteniamo che vadano anche riservate, diciamo, alle strutture pubbliche. Perché? Perché noi giustamente siamo convinti che il pubblico dia delle risposte sicuramente più di qualità rispetto anche al privato, e che si possono anche monitorare. Più trasparenza, certo, più monitoraggio. Definire anche delle rette tipo, ecco, questo in base alle condizioni, è venuto fuori anche prima, socio-economiche, patrimoniali dell'ospite, proprio per il discorso, ecco, a volte dell'impossibilità anche della famiglia di poter ricoverare in questo caso il proprio familiare in una casa di riposo. Ricordiamo che chi va nelle case di riposo mediamente ha un'età veneranda, esatto, oltre gli 80 anni abbondanti, ma soprattutto si trova in condizioni ormai sanitarie non più gestibili a casa. Quindi queste sicuramente sono
le proposte rispetto alle impegnative e alle rette, poi anche i posti letto, perché anche qui c'è una disomogeneità territoriale. Spesso si parla, no, delle liste d'attesa, della mancanza di posti letto nelle case di riposo. È vero fino a un certo punto, perché ci sono territori più carenti e territori, diciamo, che invece possono rispondere sì, a questo. Per lo standard, ne ha parlato un attimo un messaggio. Cari amici pensionati, una volta la casa la si lasciava ai nostri figli, ora la devi vendere per mantenerti e nella vendita paghi le tasse, pertanto lo Stato non ci perde mai, chissà perché. Acuta riflessione. Era quello che dicevo prima, no? È tutto a carico delle famiglie, questo che è... Infatti, ma forse anche da parte in proiezione, perché appunto bisogna guardare in proiezione. Poi voi rappresentate il sindacato dei pensionati, però siete tutte e tre giovani e quindi avete ancor più la verve di guardare in proiezione. Bisogna forse anche fare una cultura, diffondere una cultura diversa, che quindi l'anziano non può più come una volta pensare a nipoti, figli e quant'altro, ma deve purtroppo pensare a se stesso, perché sennò diventerà, è bruttissimo dirlo, ma un peso gravoso a volte sui propri figli e nipoti, se pensa a lasciare la casa, eccetera, perché purtroppo è un dato di fatto, vista anche in proiezione il quantum delle pensioni, che non sarà senza dubbio, oppure organizzarsi, fare una forma, si parla tante volte di co-housing strutturato, organizzato per tempo, inizialmente a livello così blando, condividere un'abitazione grande con più anziani, però cosa dice? Allora, guarda, il tema che noi affrontiamo oggi, che è quello delle rette, è un segmento della non autosufficienza. Sì. Se tu pensi, ci sono 330.000 non autosufficienti in Veneto e solo il 10% sta nelle case di riposo. Tutto il resto sta a casa. Sì. Tutto il resto è comunque sulle spalle delle famiglie, su famiglie che devono fare delle scelte importanti, anche quelle di ridurre il proprio orario di lavoro. La non autosufficienza non è più un argomento che riguarda solo la persona anziana, la non autosufficienza, quando c'è, colpisce tutta la famiglia, il lavoratore, la lavoratrice che deve vedere di lasciare, eccetera. Con questo documento, con il primo documento che abbiamo fatto nel 2022, l'intento era proprio quello, cioè ragioniamo sull'intera filiera della non autosufficienza, poi prendiamo pezzo per pezzo, ma noi quello che chiediamo e quello che vorremmo è che ci fosse un tavolo sulla non autosufficienza complessivo, perché è difficile affrontare il tema per compartimenti stagni, soprattutto oggi dove c'è un impianto normativo, e quindi il DM77, la medicina territoriale, come noi vediamo le case di riposo, come le abbiamo già immaginate anni fa e come questa riforma delle IPAB non avviene, cioè noi le abbiamo sempre immaginate, ne abbiamo sempre parlato come parte di tutta la filiera del socioassistenziale, del sanitario, no? E così si reggerebbero anche, ci sarebbe sostenibilità nel mantenerle. Quindi questo è quello che noi vogliamo, affrontando i vari documenti e le cose che noi diciamo e le varie proposte, perché vogliamo andare in quella direzione, cioè la non autosufficienza va oggi affrontata un po' in tutto... E che non abbiamo affrontato il tragico capitolo dell'invecchiamento senile con la demenza, forme dell'Alzheimer, perché lì diventa l'insostenibilità, rientra in quest'ambito. Ma c'è un aumento, quindi anche un aumento esponenziale assolutamente di difficile gestione. Sì. In conclusione, segretaria, che cosa... L'appello è proprio, mi ha dato un assist Deborah, rispetto alla Regione, rispolveri, se no noi gliela rimandiamo ancora al nostro documento 2022, ma poi aggiornato l'anno scorso, anche quello mandato sia in Regione che ai capigruppi consigliari, dove dentro ci sta tutta la non autosufficienza, tutte le nostre proposte e anche tutti i nostri studi, dalla residenzialità alla domiciliarità. Ci convochi a questo tavolo, che ci avevano anche promesso l'ultima volta che siamo stati in Regione. Noi aspettavamo che è stato a giugno dell'anno scorso, quindi noi siamo qui, documenti li abbiamo, ricerche le abbiamo, proposte prima che le scada abbiamo. Il mandato definitivo. Assolutamente sì, direi che noi siamo disponibili, siamo pronti e insieme insomma vogliamo anche discutere e provare anche a cambiare le cose, vogliamo essere protagonisti. Ecco, certo, perché tutto questo capitolo, e questo proprio per fare informazioni ai nostri telespettatori che tante volte ci dicono ma di chi è competente eccetera, è in competenza della Regione.
Questo è importante dirlo, per quello ci sono differenze, dice Emilia Romagna, Lazio, cos'è? Perché è in competenza della regione, sì. mentre i comuni possono provvedere a contribuire alla retta del singolo cittadino in stato di necessità grave, e non tutti i comuni hanno i soldi per farlo. Allora, io vi ringrazio, siamo giunti al termine, ringrazio voi telespettatori di averci seguito, aver partecipato. Comunque, se anche scrivete, chiamate dopo, noi le domande le giriamo, ne teniamo nota e poi le riponiamo alle nostre ospiti. Grazie della presenza Nicoletta Biancardi, segretaria generale SPCGL del Veneto, grazie a Tina Cupani, segretaria generale dell'FNP CISL, grazie a Deborah Rocco, segretaria generale della WILP Pensionati. A voi di averci seguito, la puntata come sempre la potete rivedere sia su YouTube che su web, e noi ci vediamo presto. Grazie.